Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi italiani. Oggi vi portiamo a Labbro in provincia di Rieti, 628 metri sul livello del mare, 400 abitanti circa. Il paese è posto proprio ai confini con l'Umbria e si affaccia sul lago di Piediluco. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Si parte, la parola al sindaco. Labbro è un'istantanea emozionante, fatta di case del popolo, case di signori. Salendo troviamo la chiesa, il castello, la parte verde che si allarga verso il lago, verso la valle e verso l'Appennino centrale. Siamo immersi nella natura. È un groviglio di pietre sapientemente plasmato negli anni, perché noi abbiamo i natali nell'anno 1000, quindi abbiamo attraversato il Medioevo, abbiamo attraversato il Rinascimento, abbiamo attraversato tutte le ere ed eccoci qua con un sapiente recupero che, tra virgolette, io dico sempre che recuperare è come quasi creare. Un paese fatto di pietra, la pietra sapientemente da artigiani dell'epoca scalpellata, ci sono degli stemmi gentilizi molto importanti. Abbiamo questa particolarità che dal centro storico non è ammesso e è impossibile portare macchine, auto, motorini, qualsiasi mezzo che possa a motore entrare nel paese, quindi scarpe di ginnastica e venite a visitare Labbro. È una sentinella di pietra che si affaccia sulla Valle Santa. Voi sapete che la Valle Santa è stata la terza patria di San Francesco d'Assisi. Questo nostro spirito francescano salutiamo sempre chi viene a trovarci con pace e bene. Gonfalone mostra quello che era nel Medioevo nostra natura, il nostro ambiente, flora e fauna, la quercia e il cinghiale. Dall'alto del paese abbiamo questo torrione, questo meraviglioso prato che si allarga verso la vista, che si allarga verso il lago di Piediluco, la Valle Avanzana, l'Appennino, le montagne, immaginate, e questo lago splendido dove da lì noi possiamo godere veramente i tramonti più belli, io dico, d'Italia. E sul punto più alto del paese svetta la parrocchiale, che anticamente era la sala d'armi del castello dedicata a Santa Maria Maggiore. Andiamo ad incontrare il parroco, ma poi restate ancora con noi perché arriverà il momento della genuina gastronomia. Sono contentissimo che posso presentare questa comunità di Labbro
della chiesa di Santa Maria Maggiore in Labbro. E come non solo il borgo è un luogo bellissimo e vale la pena vederlo, a visitarlo, ma anche la comunità è molto vivace. È una piccola comunità di montagna, ma una comunità viva, una comunità che cerca di incarnare la propria fede, di viverla tutti i giorni. Sono orgoglioso di essere parroco in questo villaggio, in questo borgo bellissimo. Ci sono tante famiglie, tante persone, bambini, giovani, anziani, che hanno sicuramente molto di più da raccontare della vita quotidiana a Labbro. Noi cerchiamo di aiutarli, cerchiamo di essere per loro il sostegno, di essere presenti nella loro vita, ma anche loro sono presenti, diciamo, nella vita di questa parrocchia secondo le loro possibilità. La Madonna è presente nella vita di Chiesa da sempre, è lei che ci porta a Gesù, è lei che ci aiuta a vivere la nostra fede, è lei che ci aiuta a incarnare Gesù nella vita quotidiana. Il patrono di Labbro è San Giovanni, ma anche San Pancrazio, una figura bellissima, un martire del IV secolo, un ragazzino che è morto, diciamo, per la fede a 14 anni. L'abbiamo fatto una festa piccola, diciamo, ridotta solo alla celebrazione eucaristica, ma proprio in questo giorno si fa anche la benedizione dei bambini, dei ragazzi. Come sappiamo bene, cioè, le feste belle si vive soprattutto nei paesi, perché la gente ci tiene ancora molto a preparare alla parte ludica, ma soprattutto alla parte religiosa. Altro punto di forza di Labbro in provincia di Rieti è la sana e genuina gastronomia, quindi andiamo all'interno di un ristorante del luogo, ma poi restate ancora con noi perché scopriremo il castello di Labbro. Benvenuti al ristorante Arcoluna. Arcoluna si trova nel borgo di Labbro, nella parte centrale, e siamo situati nella piazza centrale del paese. La Arcoluna, come potete vedere, era un'antica dimora, lo potete osservare anche dagli arredi. Possiamo passare a quelli che sono i salumi, che vanno serviti come antipasto. I salumi vengono da prima stagionati in luoghi adatti sempre qui a Labbro. Successivamente noi abbiamo la fortuna di avere questa grotta che era originariamente una via di fuga di questo palazzo, che ha 1000 anni interamente scavata nella roccia, dove possono riposare per renderli diversi e appetitosi. Il formaggio, sempre stiamo parlando del territorio, e come potete vedere assume un colore tipico della roccia interna di Labbro. Il primo che proponiamo spessissimo, che la gente apprezza moltissimo, sono i pizzicotti. E praticamente si prepara
utilizzando acqua e farina con il lievito, lasciandola riposare in un in un luogo asciutto, e una volta lievitata si tuffa nell'acqua bollente preparando un sughetto di pomodoro soffritto di aglio, olio e pomodoro. L'altro piatto, secondo me importantissimo, sono i picchettini. Il picchettino nasce in un periodo povero, diciamo, della cucina di Labbro, che però ha avuto un grosso successo, ha un grosso successo perché viene fatto con acqua e farina, con l'aggiunta di un uovo, poi viene tagliato. In questo periodo viene abbinato a degli asparagi selvatici e della pancetta di maiale. Il fagiolo è importante perché viene coltivato nella Valle di Labbro, perché ha una particolarità sia del terreno che dell'acqua, dunque ha un particolare che la buccia rimane molto tenera, e noi la presentiamo con codica di maiale o zampetti di maiale, ma anche assoluto con un filo d'olio. C'è un'altra cosa molto antica, che è una frittata di uova al pomodoro. Le meraviglie è un insieme di legumi che venivano riposti durante il periodo invernale, dunque fatti essiccare, poi andavano messi a bagno insieme a delle erbe speziali che si trovavano proprio nel territorio, tra cui il serpuglio, che è una barba di frate, che è un'erba profumatissima, e veniva fatto con sedano, carota, e veniva fatto proprio per il 1° maggio. Ora, per quanto riguarda per esempio la conservazione dei prodotti, come qui come potete vedere che c'è dello strutto di maiale, che praticamente questo impedisce all'aria di penetrare nel barattolo e conservare il prodotto, che in questo caso sono delle salsicce, e si potevano utilizzare anche durante il periodo estivo. Il piatto principale erano le verdure, che come potete vedere che c'è della cicoria di campo, e del maiale, del capocollo, che veniva fatto al forno con delle patate, sempre della Valle di Labbro, con del cappone farcito. Praticamente il cappone farcito veniva dissostato e riempito di carne di maiale, ma la carne di maiale deve essere del filetto. I dolci tipici di Labbro sono le ciambelline al vino bianco o al vino rosso, e anche questi tozzetti che vengono fatti con le mandorle e le noci. Ma una cosa davvero affascinante è di aver ritrovato tra le cose della nostra famiglia questo libricino di una nostra antenata, dove meticolosamente aveva annotato tutte le ricette che io poc'anzi vi ho illustrato. Ora qui abbiamo anche dei vini che sono del territorio, che sono dei vini della cantina Le Macchie, il quale ha un bianco che si abbina molto bene con quelli che sono gli antipasti, quelli che possono essere anche i primi, mentre il rosé è molto più indicato per le carni bianche, e poi abbiamo un rosso molto strutturato per le carni rosse. Dunque vi aspettiamo e saremo felici di ospitarvi. Labbro, in provincia di Rieti, è ricco di luoghi dove si può gustare una buona cucina, ma adesso andiamo a conoscere il castello o palazzo dei nobili vitelleschi. Voi siete adesso nell'archivio della famiglia Nobili Vitelleschi, che porta tutta la nostra storia, perché io sono un nobile Vitelleschi, che parte da prima del 1000 e arriva fino ad oggi. Ed è una storia per me molto importante, in quanto la famiglia è rimasta sempre qua. Oggi questo castello, che
come diceva mio padre, è un palazzo, ha comunque i membri della famiglia dentro ed è fondamentale per me e sicuramente per i miei fratelli. In questa stanza c'è la documentazione della nostra vita e tra l'altro ci sono addirittura dei documenti, questa è una cosa molto interessante, di mio padre, sono i suoi libri contabili, che sono registrati dalle Belle Arti nell'archivio, che erano semplicemente libri di conti, però quando hanno fatto l'inventario qua lo hanno catalogato come archivio. Questo è un posto strategicamente ottimo, costruito, fatto per tenere sotto, diciamo così, sotto tiro tutta la vallata di Rieti, Piediluco. E c'era una torre, perché ci sono delle fondamenta, che andava alta oltre 50 metri, da quello che mi hanno detto, e che aveva una visuale altissima che sovrastava anche alcune montagne intorno. Strategicamente era fondamentale. Noi siamo molto legati a quello che è successo, siamo anche per certi versi orgogliosi di fare parte di una famiglia che ha fatto e ha condizionato anche la storia della regione, del posto, però sostanzialmente a me personalmente quello che è importante è aver trovato il posto. Siamo sempre a Labbro, in provincia di Rieti, andiamo ad incontrare l'architetto belga Ivan van Mossevelde che negli anni 60 ha curato il recupero di Labbro. Siamo in un parte di Labbro che in principio mai conosciuto. Le persone, gli anziani che hanno lavorato lo sanno ancora. Sono dei luoghi molto, molto tranquilli, molto bello, molto significativo. Le gente quando dopo guerra, le famiglie, grandi famiglie, quando sono andate via per motivo di paura anche, un po' come tanti altri villaggi, queste strutture erano piuttosto abbandonate. 30 anni fa siamo iniziati a fare il recupero di tutto questo borgo, dove ci sono un palazzo qui dietro noi, che è il Palazzo Barbellini, il Palazzo Crispolti, che è dietro noi. E abbiamo deciso di fare di tutto questo interno, con il palazzo incluso, di fare un albergo diffuso. Un albergo diffuso dove chi viene può vivere veramente come si vive in una casa. L'ho trovato negli anni 60, fino agli anni 60. Comunque erano un invito da Ottavia Vitelleschi e Aimé Verkruijsen. Erano per me il primo contatto che avevo con questo borgo e anche con la famiglia, perché Aimé Verkruijsen è un belga, è un cittadino anche vicino a casa mia, ma non conosceva. Sono tornato, la marchesa Ottavia, gentilmente abbiamo iniziato un discorso insieme, delle serate al freddo al castello con un po' di fuoco sul camino. È nato lì un'idea di salvaguardia del paese. Le difficoltà erano, primo, un accordo con i proprietari, e questo è un atto sul quale io devo dire un grandissimo grazie a Ottavia, perché lei ha aperto tutte le porte. Dopo, sì, senza un consensus comune e con il Ministero dei Beni Culturali non si fa nulla. Abbiamo fatto le 34 atti notarili che erano l'inizio di tutto questo intervento.
per fortuna in questo momento è arrivato in campo Leonardo Moroli, che è un architetto che mi ha seguito per più di 25 anni, è venuto anche un fratello. Lui ha fatto i suoi studi in Brasile, io in Belgio, comunque erano internazionali. Con questo progetto siamo andati a Roma, alla Belle Arte, l'hanno controllato, io mi ricordo ancora le sue parole, ma architetti, siete convinti del vostro compito? Perché finora mai è arrivata una domanda così ferma e così complessa, non soltanto per un borgo intero, ma anche per la tutela della natura intorno. Qui non si entra, non si stucca, non si taglia, non si colora, non si fa nulla, perché io mi faccio la domanda, chi ha il diritto di cambiare una situazione che è di più di 1000 anni? O deve essere un genio? E non lo so, io non lo so e comunque per me non si tocca. Quando sono venuto la prima volta, che mi ha colpito molto, erano in prima linea la bellezza della natura e l'uniformità di colore di questo borgo visto da lontano. Poi il fatto si entra a 3 porte, non si entra neanche con la macchina, vuol dire che c'è un silenzio e un pace. Poi si trova un'omogeneità unica, un'omogeneità talmente forte perché c'è un uso da un solo materiale, aggiunto il cotto che fa parte della pietra, ma anche le stradine sono sciottoli. I sciottoli sono le rimanenze della pietra, vuol dire che calcare dall'inizio fino a fondo. Sono tante le iniziative proposte nel corso dell'anno a Labbro, in provincia di Rieti, dall'Associazione Prologo e dall'amministrazione comunale. Tra queste, Raccontando Labbro, e quest'anno c'eravamo anche noi. Raccontando Labbro è una manifestazione che noi proponiamo dove una serie di amici, il nostro amico architetto Ivan Valmos, che ha fatto dei bellissimi lavori di restauro da 40 anni a questa parte in questo paese, fotografi, giornalisti, amanti della pace, della tranquillità e della bellezza, manifestiamo con il cuore e cercando anche con il buon gusto tutto quello che amiamo dell'arte, della fotografia. Sono stati presentati dei libri che raccontano la storia di Labbro, libri invece dove vengono con molta immaginazione viene creata una storia di eventi con sempre protagonisti di Labbro. Il castello si propone e vorrebbe sempre di più proporsi per manifestazioni culturali ad alto livello, sempre con catering, con la nostra gestione molto casalinga, proprio per cercare di dare sempre in armonia un po' più di cultura per tutti noi. Con un assessore del comune di Labbro, in provincia di Rieti, andiamo ad ascoltare il dialetto del luogo. Sono l'assessore del comune di Labbro e mi hanno chiesto di invitarvi a visitare questo paese che è tanto bello e me l'hanno chiesto di farlo in dialetto. Dovete venire a visitare questo paese perché è tanto bello. Se vi girate verso di sopra vedete il monte Terminillo
Se vi girate invece verso di sotto, c'è sta il lago di Pitilugo e vi potete vedere sul bello tramonto. Ma se vi girate in Negnò, vedete pure la Valle Santa che ci sta dando da visitare. E vi dovete ricordare, e se capitate qui al Labbro, dei magnali picchiettini che sono tanto buoni e li faccioli della valle. E poi ci sono sempre io la piazza, se vi serve da fare una passeggiata, vi ci accompagno pure e vi dico pure dove si mangia bene. Labbro in provincia di Rieti vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate, per scoprire le ricette di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva la provincia di Rieti, viva Labbro, viva l'Italia! Ciao!